Vogliamo cominciare da qui perché credo che essere qui oggi non sia solo un dovere civile, ma il modo migliore per fare nostro il patrimonio di valori della ricostruzione, quello slancio, quell'orgoglio, quella caparbietà, quella determinazione, quella voglia con cui questa terra si è rimessa in piedi. Così Deborah Serracchiani è entrata nel vivo degli obiettivi del nuovo governo regionale in occasione della commemorazione a Gemona del terremoto che nel 1976 distrusse il Friuli e della consegna da parte del sindaco gemonese Paolo Urbani al primo cittadino di Quistello, Luca Malavasi, di oltre 120.000 euro a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Serracchiani, presente assieme al vicepresidente Sergio Bolzonello e agli assessori regionali alla protezione civile Paolo Pannontin e alla pianificazione territoriale Maria Grazia Santoro, ha ricordato quindi il suo incontro con il commissario per la ricostruzione del Friuli Giuseppe Zamberletti e la passione di quest'ultimo a ricordo di quelle ore terribili, dell'impegno, della capacità di intervento, dell'etica che caratterizzarono quel periodo. Principi che secondo la Presidente della Regione vanno ritrovati e sono la base necessaria e importante per confrontarsi con la crisi, ricominciare da capo e diventare più forti di prima. Un invito a orientarsi verso un secondo modello Friuli ispirato al primo e altrettanto concreto, un Friuli 2, come ha detto il sindaco Urbani, che a sua volta ha parlato dell'attualità dei valori della ricostruzione.